Per tanti ammalati è un ritorno a casa. La fatica, ritrovando la grotta al di qua delle calme acque del Gave, mentre la processione avanza, per qualche ora, per qualche tempo, è meno pesante. Il pellegrinaggio dell'Unitalsi Ligure è guidato dai vescovi di Chiavari e di La Spezia. La bellezza di questo pellegrinaggio è che abbiamo tantissimi giovani, ragazzi dai 15 anni ai 28 anni, che per la prima volta hanno deciso di fare questa esperienza di volontariato a contatto con le persone più fragili e c'è un'atmosfera veramente bellissima. All'arrivo, dopo il volo aereo, 2 i charter partiti da Genova, si è svolto un momento comunitario di preghiera. Abbiamo fatto il nostro primo passo, abbiamo acceso il cero che sarà la nostra preghiera che ci guiderà per tutto il pellegrinaggio. A Maria abbiamo deposto ai suoi piedi le nostre preghiere, le nostre aspettative, i nostri desideri. Nel pomeriggio la messa, celebrata da Monsignor Palletti, poi il passaggio dentro la grotta di Massabielle, dove Maria apparve a Bernardette, e la recita del Rosario. Per tutti gli spostamenti è fondamentale la presenza di volontari che aiutano gli ammalati con le loro carrozzine o barelle. Si crea un legame con le persone che di norma non si può creare, soprattutto ti affaccia ad un mondo che non è quello che viviamo normalmente e quindi è molto interessante come esperienza, la consiglio a un sacco di ragazzi che potrebbero comunque fare la differenza perché qua c'è sempre bisogno di aiuto. Qualcuno torna per dire grazie, come padre Filippo nell'Unitalsi da 34 anni, oggi monaco, missionario legato alla spiritualità di Charles de Foucauld, qui ha ricevuto la sua chiamata. Ritengo molto importante far capire e conoscere il messaggio di Lourdes perché il pellegrinaggio è un cammino nel senso spirituale, anche nei gesti che vengono fatti, il gesto dell'acqua, il toccare la grotta, il pregare davanti alla grotta, che il cuore di Lourdes è la grotta di Massabielle.